saccio che la viene non vuole. Domenica 5 novembre 1905. Mio caro e buono signor Di Giacomo. No, assolutamente. L'amicizia amorosa non esiste. Anche ieri ve lo dissi, e con profonda convinzione. Quel paesaggio azzurro e luminoso che ci stava dinanzi, quel paesaggio, ieri più che mai napoletano, non mi ha fatto nemmeno per un momento dubitare della verità che sto per dirvi. Forse, chissà, se ci fosse stata la nebbiolina solita in questi giorni autunnali che copre l'azzurro e si discioglie in pioggia, forse, chissà, l'anima si sarebbe celata. Ed io oggi avrei ancora taciuto, ma ieri no. Nemmeno una nuvola, avete esclamato voi stesso. E se non fossimo stati in mezzo alla gente, ve lo avrei detto ieri stesso quando sto per dirvi ora. Ieri, quando invece vi ho risposto un po' rudemente che non credevo all'amicizia amorosa. In quel mio accento rude era tutto lo scatto, l'impeto della mia natura che si ribellava alle finzioni e non voleva continuare nella menzogna con la quale pure altre volte avevo cercato di acquietare il mio cuore. Io vi amo. Ecco la verità. Io vi amo. E ora ve lo dico. Ve lo dico così com'è. È bene, è male dirvelo. Che cosa ne penserete? Io non so. Io sono con le mie passioni, le mie simpatie, così vicina alla terra, alla natura, a una natura violenta, calda di tinte, com'è quasi sempre a Napoli e com'era soprattutto ieri. Perché io ora soffochi o educhi o mistifichi per convenienze sociali questo mio grido dell'anima che si confonde alla voce delle cose. No, preferisco dirvelo. E ditemi quello che volete. E pensate di me quello che volete. Eccomi quale sono, ora mi conoscete. Volete che non venga più dinanzi a voi? Ebbene, non verrò più. Vi dimenticherò. Guarirò. Volete invece che io sia tutta per voi? Ebbene, io lo sarò finché vorrete. Finché lo potrò. Giungo forse troppo tardi sul vostro cammino. Perdonatemi. È vero. Perdonatemi. Io vi amo perché siete buono e generoso. E perché questo mio amore per voi è fatto di sogno. Il sogno accarezza, culla la vita. Ed io prima d'ora non ho mai sognato, perché è stato sempre intorno a me un incalzare di cose brutte, forse anche turpi, un affannarsi di nuvoloni, di raffiche. Quanta solitudine e amarezza sempre sulla mia via. Io non ho il conforto nel passato di buoni e cari ricordi, no? E quando ho incontrato voi ero sola con la mia anima stanca e invecchiata. Ma quanta solitudine anche adesso. Ah, mio Di Giacomo. Chissà che cosa direte. E se questa, come tante altre lettere che vi ho scritto, finirà col non partire. Perché nel mio cuore per voi fiorisce anche una grande tenerezza. Quante cose vorrei dirvi meno rudi di queste, quante dolcissime cose. Ma voi le ascoltereste. Se potessi essere per voi come un buon sorriso che disperde ogni bruttura, ogni noia della vita. Invece che cosa sono io per voi? Che posso io per voi? Io destinata ad essere forse travolta da antiche e care memorie, da altre immagini ben più possenti, più forti della mia. Che cosa ne so io di voi? M'avete forse mai detto niente? Voi m'avete soltanto accarezzata con doni e gingilli, come si fa con una bambina indocile. M'avete detto qualche buona parola. E non sapete che io ho imparato ad amarvi attraverso l'opera vostra, cercandovi l'anima vostra. Che nei giornali che mi date a leggere io cerco soltanto il vostro profilo, il vostro nome.
che le sigarette che mi avete donato per i miei sogni bruciano fra le mie labbra più di quanto non bruci l'altro estremo acceso. Ecco l'amicizia amorosa, ma ci credete voi? Siamo franchi. State bene attento a quanto vi dirò ora. Voi siete l'unico uomo che io abbia amato con stima. Molte altre volte, spensieratamente, come adesso con voi, io mi sono accompagnata ad altri, ma allora, spinta da passione o da capriccio verso idoli indegni, io sapevo che la parte buona ed eletta di noi era fuori del gioco. Ora invece io so che profanerei qualche cosa di nuovo ed gentile, qualche cosa che va rispettato e che mi fa più buona e più seria e per la quale acquisto della vita qualcosa che non conoscevo. E anche questo volevo dirvi ieri durante la nostra passeggiata. Ecco, voi ora sapete tutto. Perdonatemi di questa lettera così lunga. Se non la volete restituitemela e vi trarrete fuori d'impiccio. In biblioteca non verrò più. Per ora. Perdonatemi anche di tutte le parole che ho avuto il coraggio di dirvi e anche di aver abolito il burocratico lei per un pronome più dolce e simpatico. Tutta vostra, Elisa.